Buon pomeriggio a tutti, grazie di essere qui. Trascorreremo un interessantissimo pomeriggio per affrontare una tematica che calza a pennello con la giornata di oggi, ma soprattutto è l'inizio di un percorso. Noi oggi vuole essere così la prima pietra di un percorso per restituire la dignità alla lingua siciliana. E infatti non è un caso che l'incontro è stato organizzato in occasione della Giornata Europea delle Lingue. Noi affronteremo questo argomento sotto tutte le sfaccettature e ringrazio i relatori e chi si alternerà qui al tavolo, perché da questo incontro devono scaturire una serie di proposte concrete affinché la lingua siciliana, che è tale ma che con il passare dei decenni è sempre più, e noi lo vediamo con le nuovissime generazioni, è diventata non soltanto clandestina ma io direi negletta, è diventata qualcosa che non si può pronunciare, che i nostri figli e i ragazzi sempre più giovani non solo non conoscono ma non parlano, non riescono a leggere e neanche a scrivere, quasi se ne vergognano. Quindi partiamo dallo stato di fatto attuale, dalla presenza di iniziative anche normative, e poi raccoglieremo, grazie anche a quelli che saranno gli spunti che potranno venire da quest'aula prestigiosa, anche delle proposte fattive. Ringrazio tutti i relatori e tutti quelli che interverranno, anche il dottore Latorre che interverrà da remoto, e do subito la parola a Davide Liotta, che è il presidente di ARB, che ci presenta questa iniziativa e ci racconta anche come è nata e perché. Certo, grazie Rosaria. Grazie a tutti voi per essere qui presenti numerosi. Grazie all'università che ci accoglie, che ha immediatamente recepito la volontà di poter attivare questo percorso, in particolar modo al professore Caroniti, che è stato l'interfaccia tra l'associazione RB e l'università. E grazie a te Rosario, perché tu immediatamente hai condiviso le finalità. Tra l'altro tu probabilmente tra i giornalisti sei stata una tra le prime, no? Che inserisci nel tuo linguaggio anche nelle modalità Donna Sarina, sì, no? La rubrica Donna Sarina. E grazie ovviamente ai relatori che hanno aderito, e un grazie particolare alla professoressa Rosa Gazzara. La voglio ringraziare immediatamente. Un applauso, perché intanto ci ha donato la sua presenza qua, ma ci ha donato un'opera in particolare, ce ne sono tante di cui lei è protagonista, ma ci ha donato un'opera tradotta direttamente dal greco al siciliano, l'Odissea. Perché desidero ringraziarla in questa occasione? Perché grazie alla sua traduzione e grazie a Vincenzo Tripodo, che è stato l'artefice di questa iniziativa, noi abbiamo vissuto un'esperienza magnifica, che è quella di un laboratorio teatrale. Tutti noi, come diceva Rosaria, avevamo dei timori. Non parliamo il siciliano, ma non ci sentiamo a nostro agio. E invece è stata un'esperienza potentissima. La capacità espressiva, la musicalità del siciliano è notevole. È stata un'esperienza magnifica. Questa esperienza è stata ovviamente messa a frutto insieme al dottor Aurelio Latorre, ma sarà poi lui a descrivere meglio, così come lo farà Vincenzo a proposito di questa esperienza, magari sarà capace di entrare nei dettagli. Un aspetto che desidero evidenziare: noi come associazione culturale facciamo tante iniziative, tante attività. Questa l'abbiamo sposata immediatamente perché almeno io personalmente mi sono sentito indignato di alcuni meccanismi che dal punto di vista normativo non tutelano la nostra identità e dunque le nostre origini, la lingua in questo caso. E in pochissimo tempo, in effetti in 39 giorni, perché tutto ha avuto inizio
quando insieme ad Aurelio Latorre ci siamo presi una granita sul lungomare e abbiamo discusso di queste cose. Aurelio mi ha fatto sapere alcuni aspetti ed è scattata la molla e abbiamo organizzato questo evento in questa giornata, proprio perché è la giornata europea delle lingue. Non vuole avere un sapore politico, ovviamente, vuole essere trasversale, vuole coinvolgere tutte le agenzie educative, tutte le istituzioni, ma tutte le realtà che possono di fatto fare la propria parte, dai mass media alle scuole, all'università, alle compagnie teatrali, a tutti i soggetti che possono essere portatori di un messaggio di questo genere. E non abbiamo ovviamente la presunzione di poter affrontare in questa occasione un taglio da linguisti, ovviamente non lo siamo, per cui non possiamo farlo, ma come diceva Rosaria, questo vuole essere il primo passo di un percorso da fare insieme, ovviamente, a chi può arricchire questo percorso, a chi ha le competenze specifiche per farlo. Noi come ARB, come associazione, ci proponiamo, in quanto abbiamo una discreta capacità organizzativa, e dunque ci proponiamo per raccogliere i contenuti, raccogliere i suggerimenti, raccogliere le proposte e metterle a sistema, fare in modo tale che dalle idee si possano tradurre in azioni. È un'attività che ormai facciamo da qualche anno, abbiamo una certa esperienza e per cui forse con un po' di presunzione, ecco, ci candidiamo a questo, nel rispetto ovviamente dei ruoli di ognuno. Io mi sono segnato alcune cose. E poi devo ringraziare Aurelio Latorre. L'ho fatto poc'anzi, lo ribadisco, perché mi ha dato una visione strategica, mi ha dato anche tutta una serie di contenuti che mi hanno fatto capire quanto era importante poter affrontare questa giornata oggi insieme. E quindi auguro a tutti noi un buon lavoro e sono convinto, mi piace pensare, che dalle parole possiamo passare a delle azioni concrete, poter individuare degli obiettivi misurabili, quindi non pie intenzioni, ma piccole azioni misurabili, magari datate, per cui ci diamo degli obiettivi con un momento di verifica e dunque buon lavoro. Grazie Rosaria. Grazie a Davide Liotta. Noi siamo nell'aula magna dell'università, invito Filippo Grasso a portare i saluti del rettore, anche perché Davide Liotta proprio ha posto l'accento anche sull'importanza della formazione, il ruolo che le istituzioni hanno in questo senso. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Porto i saluti della governance dell'Ateneo, il magnifico rettore, tutti i delegati, i prorettori che contribuiscono a rendere in questo territorio una apertura del nostro Ateneo alla cultura. Proprio la giornata mondiale, la giornata europea della lingua siciliana, in qualche modo ci dà la possibilità di poter riscoprire le nostre radici. E su due punti fondamentali vorrei che si insistesse per quanto riguarda anche un'attività che è trasversale alle politiche turistiche del territorio, di cui particolarmente mi occupo come delegato del rettore di questa università. Anzitutto la riscoperta delle nostre radici, del nostro passato, per trasmetterle alle nuove generazioni. E la seconda possibilità è quella che veramente si possa dare un contributo forte al nostro territorio della lingua siciliana, soprattutto alle nuove generazioni che ancora non la conoscono. Grazie, buon lavoro. Grazie, e aggiungiamo due ringraziamenti che sono a me, poi l'emozione mi ha tradito. Io desidero ringraziare la nuova condotta Slow Food Messina, perché anche con loro, con il presidente Nino Mostaccio e con Adriana Sirone, quando ne abbiamo discusso, hanno immediatamente recepito l'importanza e ci sono accanto, ci sostengono in modo significativo. E poi devo ringraziare l'Orchestra Filarmonica di Giostra,
come sapete è un'eccellenza, sono giovanissimi, sono bravissimi e questo pomeriggio ci delizieranno con 3 pezzi, 2 ballate siciliane composte dal bravissimo e talentuoso direttore d'orchestra Giuseppe Lopresti e un pezzo della Cavalleria Rusticana. Grazie a voi ragazzi. Tra l'altro devo dire, noi daremo spazio davvero a quello che sanno fare i nostri giovani, anche con 2 video molto molto belli, uno del liceo Mauro Lico e l'altro del liceo La Farina, non spoilerò, poi ve li facciamo vedere più tardi.